Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, mi sono riposato per partire alla grande con la Season 5 o 6. Season 6, siamo alla Season 6 con parametri da urlo adesso, scusate. Ok, siamo primi insieme a Giacomelle, poi Marecek, Manzotin e via via tutti gli altri. Wright 85, ma che è un rompicazzi, Kaiser 87, e Zeni e Bionaz 84. Ma signori, la sesta stagione è la stagione dovunque. Pio Sarto, signori, Pio Sarto, già idolo. Flavio Gai è sempre nelle retrovie. Flavio Gai è crollato, il piccolo Gai. Vediamo sto Andersen Berglund 80, 19 anni 80, signori. Questo è un altro cubo. Attenzione ad Anders Berglund, bell'uomo. Benissimo, qua abbiamo Maximilian Leitgeb. Italiani forti, abbiamo solo lui. Quanti anni ha però? 25, che sono un coglione. Perfetto. Cappellari che può essere eccitante. Mamma, vabbè, è crollato ormai. Niente, raga, direi di partire. La scheda ci propone un bel workup short individual. Quest'anno i mondiali sono in Österreich, in Austria. Benissimo. Adesso dobbiamo puntare a cose grosse. Cioè, se cominciamo a far cappelle, questo e proviamo anche lo sparo, che teoricamente possiamo tirare fino all'ultimo e non conta. Per la sparata, speriamo. Bene. Un buon più 5 più 1, più 5 più 1. Eccoci qua. Andiamo, signori, inizia la stagione, forse la prima vera stagione dove il Cume può puntare alle medaglie pesanti. L'audio? Scusate, eccoci qua. Buono, mo vediamo cosa succede. Il Cume è tutto per sfondare. E non solo nel mondo del porno, ma anche nel mondo del biathlon. 3, vai. 2, 1, go! Si parte ragazzi, si parte verso l'Eternity Glory. Mamma mia come lo sento veloce, come lo sento veloce. Solo alla fine di tutto ci miglioriamo la parte estetica, ma solo alla fine. Il Kuma adesso è un razzo. Comunque ricordiamo che Giacomel ancora ha tutti i perk, tutti i bonus, tutto di tutto. Giacomel, E siamo ancora nell'era Giacomel. Intanto con i miei parametri fortissimi siamo quarti, benissimo. La cosa non mi eccita molto. Vai Kuma, spingi a fondo, spingi a fondo. Vai. Tanto bot veneziano, Marecek quinto. Marecek non è iper giovane però, eh. Quindi vogliamo entrare nell'era del Cume. Nella Cume Hera, sentite che roba, che classe. Che pronuncia di madrelingua, sono gasatissimo perché ho i parametri forti, però sono quarto. Che bello. Che bello essere quarti con i parametri fighi. Non ho più scuse adesso, cioè. Sto cazzeggiando un po' troppo. Torniamo in noi. Adesso io teoricamente posso tirare perché tanto ho il bonus. Vediamo se è così. Se non è così ho già perso. Teoricamente ho il bonus adesso. Vediamo. Speriamo bene, se non è finita. È ufficiale. Non mi sembra tanto, eh. Raga, spiegatemi sto bonus perché io non l'ho capito. Teoricamente i battiti non contano. Ma ho capito giusto o no? Se non ci ho capito una mazza, spiegatemi sto bonus. Non mi fido più a farlo perché giravo ovunque. Mamma mia, ancora quarti. Non ho ben capito sto cacchio di bonus che mi è costato anche tanto oltretutto. Ho bisogno di voi ragazzi, ho bisogno di voi perché non capisco il bonus. Teoricamente non ho penalità con il battito, quindi posso tirare a bomba che ha 190 e la mano è ferma. No, non è così. Troppo bello per essere vero forse. Aspetto vostri commenti, raga. Non riesco a smuovermi, fiori, Il talentissimo vuole fare cose incredibili. Vai talentissimo. Vai talentissimo.
Adesso devo migliorare la velocità, quindi ricordiamoci dei prossimi bonus. Spariamo là. Quinto addirittura. Già crisi, signori. Ma dai, Febro, cioè, con questi parametri non accetto essere così indietro. Attenzione, il Cumendone sta già dimostrando al mondo chi è. Non uso più questa cosa, però. Sinceramente, perché non voglio ritrovarmi a sbagliare perché i battiti sono a canone. Ma che cazzo di bonus ho messo? Aspetto commenti. Buono, buono Kuma, molto good. Molto good. Adesso è implacabile però il timer. Il tempo è implacabile, mamma mia. Meno 7 da Marecek, signori. Mamma mia. Questo è il Kume che vogliamo. Freddo come il sangue di un crotalo. 10 minuti. Vai Kume, vai. Scusate, ragazzi, non uso cose strane. Semplicemente sono gasato perché questo gioco mi piace e siamo forti. Adesso abbiamo tutto per poter vincere. Tocca a noi adesso. Perdiamo già qualcosa. Chiaramente non posso permettermi grandi errori, poi ve ne mancano ancora tanti di big, però vedere un Marecek così è esaltante, la nostra Nemesi, la Nemesi comendiana, Marecek. Perché se l'abbiamo battuto in Ibu. Ma il comendone spinge a fondo. Sembra un Phil Porro, ma non importa. Spingiamo. Siamo entrati nell'era Cube, forse, chissà. Alla sesta fottutissima stagione. Ma noi non vogliamo vincere, noi vogliamo vincere cioè tutto. Vogliamo diventare l'Hall of Famer per eccellenza. Spiegatemi sto bonus, però, perché mi... Oh, capio. La proiezione non è bella, ma con 2 secondi meno, quindi calma. Mamma mia come ho sparato, mamma come ho sparato. Forse questo è il bonus, non lo so, forse il bonus è solo più figo, non lo so. Non lo capisco signori, non capisco il bonus. Andiamo per l'ultimo. Poligonotto. Meno cica, abbiamo perso parecchio da Marecek però, attenzione, se arriva Giacomel. Giacomel sta sparando. Sbaglia però Giacomel, mamma me lo sono visto in diretta in esclusiva. L'errore di Giacomel. Vedo un Kume veramente arrogante, Meno 4, però attenzione, abbiamo perso, avevamo più 12, Cioè, meno 12. È quell'errore, è l'errore che fa la differenza in questo momento, Marecek è fenomenale. Marecek è veramente qualcosa di senza senso, Marecek. Ha dei parametri normali, però... Cioè, normali, fortissimi, ma sono superiori a me, però intanto rompe i maroni, Marecek. Qua perdiamo ancora sul talentissimo della Repubblica Ceca. Grande Kume, qua mi sei piaciuto tanto, però. Qua il Kume mi è piaciuto. E andiamo per l'ultimo poligono. Con una proiezione uguale a prima, quindi almeno non ho perso. E qua? Forse all'ultimo giro.
Adesso ho capito, all'ultimo giro, confermate sta cosa, all'ultimo giro il bonus. Porca di quella... Vabbè. Però lo sappiamo adesso, al final lap. E qua guadagno tantissimo. Che cume, signori. Forse ha sbagliato però Marecek, eh? Vediamo. Sì, un errore per Marecek. Noi puliti, mamma mia, possiamo portare a loro secondo me. Possiamo puntare a loro secondo me. Ho questa sensazione. Cioè, se cominciamo con una vittoria, però ragazzi, godo abbastanza, eh. Godo abbastanza, signore. Vai, come devi spingere, però devi spingere. Non ci possiamo accontentare. Secondo me il podio è sicuro adesso, non è sicuro il podio con questa prestazione. Veramente mi preoccupo, eh. Come sta spingendo veramente tantissimo. Adesso veramente il cume a tutto. Quindi il bonus è nell'ultimo giro. Vai come spingi, vai come spingi, vai come spingi. Bravo Kume. Tempo stellare, vediamo. Vediamo. Se il debutto è da fenomeno. Ed è subito vittoria, 9 secondi dal secondo. Ed è il Kume che subito ha il primo della mia fottutissima carriera. No, bellissimo! Perché non c'è Mandzukic? Non c'è Manzutin. Si è incazzato Manzutin. No, figata, figata. Che bello. Boh. No, Borowski, ma... Borowski, ma cazzi suoi. Ragazzi, finalmente entriamo nel Gotha dei grandi. Hall of Fame. Questo ovviamente no, avrà 3 vittorie. Giacomello è fenomenale. Vittorie, Veneziano una. Dove Bionaz? Dove Bionaz? Ciao Bionaz, siamo 1-1. Podi, Veneziano è il terzo podio in carriera. E la cosa più bella è questa, no, total score, siamo in fuga, non è vero. Medagliere. Siamo primo, non sto gasatissimo, vai. Meno 16, meno 20, sprint. Meno 16, meno 20. Ok, adesso vediamo la sprint che è un po' il mio tallone d'Achille. Vai. Quindi l'ultimo giro. Ragazzi, abbiamo la maglia gialla, non vedo a piangere. Vai Kume. Signori, questo è il Kume. Questo è il debutto di Veneziano nella World Cup Season 2, sesta stagione, settima, non mi ricordo già più. Sono troppo gasato. Se questo è l'andazzo, possiamo puntare già alla vittoria, eh. Che però non è quello che voglio le Olimpiadi, voglio tutto io, cioè quando ci fermiamo finché non vedo un veneziano davanti a tutti. Siamo il primo a partire, quindi non ho grandi riferimenti. Guardatelo, il talentissimo. Non so perché non mancava il cast. Cioè, Borowski, boh. Non si è ben capito. Odio partire per primo. Che non capisco la situa. Vediamo se la mia... Se ho capito giusto, se è l'ultimo giro al bonus. Dai, come no, dai, bisogna tirare, guarda sprint, bisogna tirare, non devo sprecare tutte le energie. Ora adesso non posso fare
la giocata perché è il primo giro. Vediamo. Infatti, non può. Ok. E siamo al poligono. In pedana, l'atleta Fantozzi. Vai. Non velocissimo, onestamente. Strauss. Strauss al poligono, God. No! Non ci credo. Mi è scivolato il joystick. No, nella tastiera. No, sono un coglione. Mi sono autopenalizzato. No, fioi. No, la sprint è proprio la mia bestia nera. Incredibile, incredibile. Ho perso almeno 4 secondi, secondo me. Infatti, incredibile. Non ho parole per descrivere la vergognosità cumendiana. Non so, sarà durissima recuperare una sprint. Ma non è incredibile la sprint. Incredibile. Ma ne avrà quanto perso dal finlandese? No, non ci credo. Non ci voglio credere. Anche più di 4 secondi non ci vada veramente. Che bello che il podio. Me l'aspettavo il podio, cazzo. Prossimo anno ci sono anche le Olimpiadi, raga. Ma Dio. Che cretino. Le sta tentando tutte Venezia. Adesso posso già farlo, ma no, ma perché posso fare? È giusto perché è l'ultimo poligono, imbambito che non sei altro. Calma. No. Sono andato veramente... Non ci credo. Niente, la sprint non va, ma comunque è solo nel battito il bonus. Non è che ho la mano più ferma. Dai. Non ci voglio credere. Partiamo con un oro mondiale mostruoso. Facciamo 2 errori. Da dilettante, dai. Pazienza. Pazienza, 2 errori però veramente gravi, secondo me. Fuori anche dal podio sicuro. Speriamo di stare fuori dai 30, non credo, però... Un errore che non puoi fare a sti livelli, dai. Beh, mamma mia quanto ho perso. Mamma mia, che figura. Come forse troppa pressione, ha dato un po' la testa questo... Questa yellow jersey, come si chiama? Come da tutto qua. Ma veramente errori pesanti. Non puoi fare 2 errori in una sprint, dai cazzo, addirittura sbagliare, addirittura andare verso la penalità. Dai, sei proprio un deficiente. Male, 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 male. Come delusissimo, si vede in volto, veramente delusissimo. Vai. Va bene, finiremo spero in top 20 almeno, dai. Attenzione i coglioni. Oddio. Guarda che cagata. Non mi qualifico neanche. Cioè, no, vabbè, è incredibile. Da vittoria a 106esimo.
Non ho parole. Arabo Barkowski, maledetto. Non ho parole, ragazzi. Non ho parole. Guarda l'Ucraina. Giacomelli è in difficoltà quest'anno, però. È calato Giacomelli. No. No. Male. Questo non posso neanche farlo. A questo punto mi alleno. Training. Ah, non posso, non ho. No, me li volevo tenere per lo. No, no, li tengo allora. Cazzo. Che disastro. Buttato via una vittoria. Cioè, dopo la prima vittoria. Sprofondiamo. Giacomella ha vinto, bravo. Adesso abbiamo individuale in Estonia. Quanti gradi? Meno 16. Tutta la gioia si è trasformata in un pianto. Ancora, ma perché? Abbiamo la maglia rossa qua. Sempre il primo. Vai. Un po' sconcertati dal Cume perché siamo passati da primi a 31esimi, quindi non è molto semplice capire la reale forza di quest'uomo. Dai, dai. Resettiamo il momento più bello e il momento più brutto nello spazio di pochi giorni. Passiamo leader di specialità, ovviamente. Dai, come devi subito spingere. Qua c'è la valanga ucraina anche, perché abbiamo due veramente forti. Comunque l'individuale rimane veramente. Cioè la sprint rimane la nemesi cumendiana delle specialità, Bellissima sta gara, non me la ricordo però. È diversa secondo me. È vero diversa. Secondo me cambiano, cacchio. Che figa. Non me la ricordo proprio. Magari sbaglio io, è sicuro, però. Con questo layout non me la ricordo. Dai, dai. Ricordiamoci l'ultimo giro. Il Cuba vuole riscattarsi subito dopo la vergognosa prova in sprint. Ma anche la sublime prima vittoria. Con la maglia gialla conquistata. Per un giorno, vabbè. Buono. L'altro anno non abbiamo mai beccato la nebbia. Buono. Qua la gente parte. Assolutamente migliorare la sprint però, perché comunque mi penalizza tanto che sono più lento anche a sparare, quindi conta di più. Su 5 tiri una cosa, su 2 no. Anche però quelli ci sono velocissimo, mamma mia. Guarda questo, fa errori il norvegese. Guarda come tiro però, mamma mia, sono i 49-50 orari. Perché vogliamo in bacheca un altro trofeo. Solo che superare Giacomè sarà un'impresa perché lui ha ancora tanti anni davanti e quindi prenderà comunque tanti podi ancora. Dai, adesso pensiamo intanto a far bene dopo. All'Hall of Fame totale, cioè avremo tempo, siamo ancora giovanissimi.
Mi sembra una bella sciata. Un bel ritmo. Tutto bene per il momento. Boh, vediamo se no rischiamo di stancarci troppo. Andiamo al secondo poligono. In pedana, l'atleta Fantozzi. Un errore. Questo purtroppo qua dipende da me. Un errore pesante perché nell'individuale conta molto di più l'errore purtroppo. Vai. Raga, è chiaro che non è che possiamo vincere tutte. Cioè, siamo forse esaltati troppo per la prima storica impresa. No, per il terzo poligono. Cioè, 0 errori, se vuoi vincere devi fare 0 errori. Secondo me. Vediamo, se sbagliano tutti allora no. Allora ce la giochiamo ovviamente. Come corriamo a sto punto, però qua recuperiamo tanta attenzione. Kirese vuol dire che non ha sbagliato nulla. Infatti. Sarà una lotta con l'Ucraina per le medagliere secondo me. Però sto Kazakistan può rompere i maroni. Sembra forte Kirese sto anno. Siamo stanchini, attenzione, devo un attimo prendere fiato adesso. Un attimo prendere fiato, raga. Siamo al penultimo poligono. Vai. Adesso chiaramente non posso sbagliare. Non ho più margine di errore per il podio. Con uno forse posso arrivare al secondo o terzo. Allora Boroschi, e lui ha la maglia gialla, maledetto. Sbaglia Boroschi. Cosa è successo? Ho caricato male, ma va, fanculo, va. Ho caricato la cioccolataio proprio. Adesso speriamo ci chiamiamo il bonus per l'ultimo lap. Manzutin. Kilisev sbaglia. Ma anche Manzutin. Anche Manzutin, godo. Anche Manzutin all'errore. Adesso non devo sbagliare l'ultimo poligono, è quello più delicato perché sono in piedi e sono molto stanco. Ho consumato tante energie. Da quanto tiro in discesa adesso. Siamo davanti a Kilisev perché ha fatto un errore anche lui. Il problema è Boroschi. Il problema è, madonna, sono stanchissimo, Fioi, mamma mia. No good. Sarà duro anche il podio, secondo me. Se non sbaglio, se non devo sbagliare, e dopo pregare.
Ma all'ultimo passaggio c'è Giacomè, la canzone Giacomè, che è ancora un fenomeno. Jack è ancora un fenomeno. Ok, perfetto. Arrivo bello veloce. Vedi come scende, sì sì, perfetto. Dai, questo è il bonus. Mi viene a partire qua. Vediamo un errore quanto mi costa a livello di posizione. Abbiamo fatto un resto una gran gara, eh. Manzo T non ne sbaglia una. Errore di Wright. Errore del bel Wright. Sono tanto stanco, ragazzi. Sta cosa non mi piace. Margherita Hack, dov'è Margherita Hack? Bionat, sempre più geloso Bionat. No, 50 secondi di vantaggio. Quanti ne ha sbagliati il kazako? Non ho più energie però, eh. Vediamo come finiamo questa fottutissima gara. Un errore ci può costare la vittoria, forse non il podio, vediamo. Abbiamo sciato benissimo, dopo. 3 errori di Kires, è chiaro che è così indietro. Basta, non ho più sprint, non ho più niente, adesso perderò molto all'ultima parte. Con la pettorina 1 però è una sfiga. Attenzione, il Pume vuole chiudere bene, però non c'è più velocità. Non abbiamo più velocità, qua perderemo tanto. Borowski al tiro, Borowski al tiro. Borowski. Le piazza tutte Borowski, ai ai ai. Vedo Borowski favorito, non so, però solo questo conosco. Altri 3 poligoni, no. Skip to result, vediamo. Attenzione, terzo, già terzo, che cazzo. Qua, madonna, un errore, quarto. No, in quinto, no, che Fiori, cioè, ecco. Mi rimangio tutto, il record di Giacomelli sarà imbattibile, che sboro. Tutti zero, no, tutti un errore, però, vedi, siamo sempre là. Mamma mia. Devo fare velocemente quell'allenamento. Sprecherò una gara piuttosto, ma devo fare assolutamente. Quanto costa? 4,25. Certo non posso inchiappettarmi la sprint e andiamo. Ok. Porca miseria. Dopo l'impresa titanica della first gar in un inglese perfetto. Arrivano batoste. Non mi aspettavo il quinto posto, pensavo il podio tranquillamente. E hanno sbagliato anche altri uno. La differenza la fa la velocità di sparo. Mamma mia che gioco bellissimo, troppo bello. Non è sempre... Pensi di controllare tutto, invece è lui che controlla te. E sei sempre una pippa. Dai Pepe, fare una sprint degna di questo nome. Ci sono anche le coppe intermedie da vincere, le coppette di cristallo di specialità, quindi abbiamo margine per fare benissimo. Però sto quinto posto così un po' mi dà a pensare che ci serve ancora qualcosa. Non lo so.
Come sta già spingendo come, come il De Crazy. Ok, siamo secondi in questo momento. Stanno già spingendo tanto. Dai, dai, dai. Boh. Dai, Cuba, dai. No, ho sbagliato, non sarà l'ultimo giro. No, fioi. Dai, Cube, dai. Però teoricamente sono in recupero, dai, sono in recupero, sono in recupero. Sì, insomma. 82, 81. Abbastanza, una posizione di 0,8, buona. Lento. Ho tentennato al primo tiro. Vabbè. Dai. Te la sprint proprio, guarda, da piangere. Ho bisogno di migliorare quel parametro. Dai, Kuma, dai, Kuma. No, qua ho preferito non fare la discesa per cercare di recuperare, ma... Ho 3-3 su Marecek. Dai, Kumendon, dai, Kumendon. Siamo dietro, siamo dietro. Terzo posto, mamma mia che fatica. Mi manca anche Giacomel. Situazione non bellissima. Se possiamo spingere per il bonus. In realtà il margine è sempre meno 2, che stiamo andando anche bene. È qua che perdiamo troppo. Anche la odio la sprint, altro errore, ma porca di quella schifosa. Ero in vantaggio, ero primo, vai. Allora, sono con Zeni. Ma quanti errori faccio? Stavolta teoricamente mi qualifico, però... Perdo medaglie podi su podi per la mia rincoglionità cronica. Scusate, lasciatemi questa terminologia comendiana. Ottavo posto. Purtroppo nella sprint non puoi sbagliare, non c'è niente da fare. È giusto, è giusto. Si chiama sprint apposta, hai poco tempo di fare il massimo, quindi deve essere impeccabile.
Non recupero niente, purtroppo sesto, dai, recupero 2 posizioni. Ma la delusione è tantissima, ragazzi, perché ero primo, eh. È che è l'errore nel quale, ripeto, conta in una maniera disarmante. Iniziare a fare posizioni poco nobili per il talentissimo. Sesto, ma finirò 15esimo, speriamo. Vai. Vai, 11esimo. Mamma mia. Che dura, fioi. Total score. Malecek primo, maledetto. Guarda qua l'Ucraina e Malecek. Stanno arrivando, ragazzi, stanno arrivando. Mamma mia, si prospetta delle stagioni veramente mostruose. Adesso cos'è che abbiamo? L'inseguimento. Raga, ce la spariamo nel prossimo video. Raga, sotto il comandone veneziano. Ma la prima vittoria c'è. E godo. Ciao!